La curva del coronavirus cresce in Veneto e anche se il dato è preoccupante, i parametri confermano la permanenza della nostra regione in zona bianca. Lo dice anche il governatore Luca Zaia, che fornisce i dati delle terapie intensive venete, il cui utilizzo è ben lontano dalle soglie previste per il cambio di colore e di rischio. In terapia intensiva oggi in Veneto abbiamo l'80,6% di persone che non si sono vaccinate o che hanno avuto solo una dose. In particolare sull'80,6%, 80,6%, il 2% sono persone che hanno solo una dose. La situazione è sotto controllo anche in area non critica. Nell'area non critica il 78,5% delle persone ricoverate non è vaccinata. In particolar modo l'11% hanno una sola dose. Dal punto di vista dei contagi, i nuovi casi nella prima parte di questa settimana sono stati 1068. Il 26% sono vaccinati, quindi un quarto sono vaccinati, e il 74% sono non vaccinati. I veneti comunque hanno già dimostrato con le loro azioni di aver scelto la via della vaccinazione. Il totale dei veneti che oggi si sono vaccinati è il 77,6%. Insomma, vi ho riempito un po' di dati, ma per dare uno spaccato di una regione che ha scelto la vaccinazione, si vaccina. Noi non siamo chiamati a decidere che è bene vaccinarsi o è bene non vaccinarsi, siamo chiamati a dare un servizio ai veneti, poi ognuno decide di fare come vuole. Ovviamente qui c'è una tutela della propria salute, ce n'è una anche di difesa della comunità.